Ciao! Ciao! Nome, Marina cognome, Brocca, professione, cantante, vocalist e insegnante. cosa studi? Attualmente sono all'ultimo anno del biennio al Conservatorio di Rovigo, il Francesco Venezia, per il percorso di canto pop rock. Genere musicale, Soul, rhythm and blues, funky, gospel e anche pop, ovviamente. descrivici in poche parole Art Voice Academy. Art Voice Academy per me è un luogo sicuro, una seconda casa, una seconda famiglia, dove sono cresciuta sia a livello musicale, professionale e anche a livello personale, dove ho conosciuto davvero tantissime persone che mi stanno arricchendo la vita. Quali opportunità ti dà Art Voice Academy? Allora, Art Voice Academy mi ha dato moltissime opportunità durante il mio percorso di studi qui in accademia. Basti pensare alla possibilità di cantare dal vivo con un'orchestra di professionisti, ed è una situazione musicale che in Italia penso sia l'unica scuola, l'unica accademia che ti permette di fare questa esperienza. Ti permette di cantare su palcoscenici veramente importanti come ad esempio l'Arena di Verona. Raccontaci del tour con Roby Facchinetti. Il tour con Roby Facchinetti è stata un'esperienza indimenticabile che mi piacerebbe un sacco rifare più avanti. È un'esperienza che mi ha aiutato tantissimo a crescere a livello professionale. Ringrazio infatti il maestro Diego Basso per avermi dato questa opportunità di fare da vocalist per un artista molto importante per la scena musicale pop italiana, e mi ha dato anche l'opportunità di fare i soli del soprano per 3 brani del Symphony Tour. La tua esperienza a Sanremo Young. Sanremo Young è stata la mia esperienza come vocalist più bella. Mi ha fatto capire effettivamente il lavoro che c'è dietro per un vocalist. Mi ha fatto crescere molto a livello professionale e a livello autonomo. Mi ha insegnato a riuscire a superare alcune difficoltà che magari si possono creare durante delle prove, durante magari delle dirette televisive, e mi ha fatto conoscere un sacco di ragazzi della mia età, anche loro ovviamente professionisti, con i quali sto attualmente ancora lavorando e sono ancora in contatto. La tua esperienza a Natale in Vaticano. Per 5 anni consecutivi sono stata vocalist per Natale in Vaticano su Canale 5 ed è stata una delle mie più grandi opportunità, grazie al maestro Diego Basso e ad Art Voice Academy, nel fare da vocalist a personaggi, artisti del calibro di Lionel Richie, Anastasia, Elisa, Patti Smith. Insieme ai miei compagni abbiamo fatto questa bellissima esperienza che spero di poter rifare in futuro. Quale palcoscenico ti ha emozionato di più? In realtà ci sono più palcoscenici che mi hanno emozionata, però il primo in assoluto è quello del Dom di Marsiglia. Posso assicurare che è stata un'emozione molto forte, infatti prima di salire in palco avevo le gambe che tremavano completamente, poi una volta cominciato a cantare ho detto ok, questo è il mio posto. Oltre a questo palcoscenico anche l'Arena di Verona è stata una grandissima emozione, più di 15.000 persone che sono lì ad ascoltarti, è davvero molto, molto gratificante. Ci fai ascoltare qualcosa? Assolutamente sì. Che brano ci fai ascoltare? Ti farò ascoltare I Know Where I've Been, tratto dal musical di Spray. Perché hai scelto questo brano? Questo brano diciamo che è stato il mio trampolino di lancio in Art Voice ed è stato il brano che mi ha permesso di cantare per la prima volta con la grande orchestra. Saluta! Ciao! There's a light in the darkness, though the night is black as my skin. There's a light burning bright, showing me the way, but I know where I've been. There's a cry in the distance. It's a voice
that comes from deep within. There's a cry asking why. I pray the answer's up ahead, 'cause I know where I've been. There's a road we've been traveling, lost so many on the way, but the riches will be plenty. Where the price we had to pay. There's a dream in the future. There's a struggle that's how we have yet to win. And there's pride in my heart, 'cause I know